E non finisce qui con gli appuntamenti di Sant'Augusta. Oltre agli eventi musicali che abbiamo già declamato nelle puntate, diciamo così, precedenti, visitando le piazze interessate dai festeggiamenti di Sant'Augusta, ci saranno altri eventi culturali, e ricordiamo in modo particolare ci sarà un evento che oramai fa parte della storia del Comitato Festeggiamenti di Sant'Augusta, che è la collaborazione con Carta Carbone. Carta Carbone, che è una bellissima realtà trevigiana legata al mondo della letteratura, e che realizzerà un bellissimo appuntamento che è intitolato Raccontarsi, che è un laboratorio di scrittura autobiografica che già l'anno scorso è stato realizzato grazie a Carta Carbone e Comitato Festeggiamenti di Sant'Augusta, questo proprio per creare un appuntamento letterario fisso, a cui farà seguito, lo ricordiamo, la presentazione di un bellissimo libro, che si tratta di Kinaur, Himalaya, al confine tra ordine e caos, che sarà presentato da Anna Rosa Tonin, che modererà l'appuntamento con l'autore. Quindi ci porterà nel mondo della montagna, ma per capire come sta cambiando e le problematiche ambientali. Proprio legato al mondo della cultura e dell'ecologia, possiamo dire da questo punto di vista, ci sarà un altro appuntamento il giorno successivo tra natura e artificio e cambiamenti climatici attraverso i 4 elementi, che è naturalmente con Emilio Antoniol, che è il presidente dell'Associazione Culturale Officina. Quindi questo a corollario di quelli che sono gli eventi musicali di Sant'Augusta, senza dimenticare un altro evento che oramai fa parte della tradizione, che andrà a chiudere i festeggiamenti di Sant'Augusta, che è la Santa Light, che sarà una passeggiata che partirà dalla piazza Flaminio e ci condurrà fino al santuario di Sant'Augusta. Questo avverrà il giorno 22 di agosto, proprio il giorno dei festeggiamenti ufficiali di Sant'Augusta, e chiuderà praticamente gli eventi di Sant'Augusta. E su in cima, nel sagrato del santuario, ci sarà un bellissimo spettacolo di Giorgio Fornasier, Chi sono e mi. Praticamente sarà un viaggio all'interno della tradizione e quindi ci riporterà un po' indietro nel tempo di come era vista Sant'Augusta dalle generazioni precedenti.